come si suol dire, questa tua presenza. Torniamo a parlare delle notizie che ci sono, insomma, sulle prime pagine di oggi e che ieri ci hanno fatto anche gioire. Una di questa riguarda le bandiere blu. Il quotidiano titolava "Sulla Puglia svento la bandiera blu", come fosse la canzone di Battiato, ma non bandiera bianca, bandiera blu. E stavolta abbiamo un altro mare decretato, il più bello è quello di Manduria. Abbiamo in collegamento proprio il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi, buon ritrovate pure voi. Beh, immagino la grande soddisfazione di questo riconoscimento. È un grande risultato che abbiamo perseguito da quando siamo in amministrazione, insieme ad associazioni, scuole, i singoli cittadini, per applicare le buone pratiche nel rispetto del mare e dell'ambiente. Per cui avere questo riconoscimento va tutta alla comunità, con la quale stiamo facendo un nuovo percorso, e quindi i risultati si stanno avendo. Siamo molto soddisfatti, continueremo, perché chiaramente aver avuto assegnato la bandiera blu significa un punto di partenza ma non di arrivo, quindi vuol dire che stiamo attuando le pratiche che occorrono per un ambiente sostenibile. Facciamo parte anche della rete dei comuni sostenibili, per cui dico, siamo contenti, continueremo con tutte le nostre forze, perché il nostro territorio, insieme ad altri come Maruggia per esempio, è già da tempo è bandiera blu, sicuramente saranno ambienti che saranno obiettivo di tanto turismo, e questo è fondamentale per la nostra terra. Ovviamente cosa significa bandiera blu assegnata, vediamo se lo dico nel modo giusto, dalla Foundation for Environmental Education a 236 comuni in tutta Italia nel 2024. Significa innanzitutto avere una qualità delle acque ineccepibile, questo è il primo passo, e poi buoni servizi, strutture ricettive accoglienti e un'attenzione alla sostenibilità comunque ambientale, e tra l'altro insomma ci sono studi che dimostrano che questo permette di migliorare anche la ricezione turistica, cioè i cittadini si sentono più tranquilli sapendo che un luogo è bandiera blu, e magari ci vengono anche più volentieri o con più facilità in vacanza, quindi anche un buon auspicio per il turismo. Sì, questo è un dato fatto oggettivo, per cui però chiaramente le nostre spiagge, San Pietro in Bevagna, Borrago e Torre Colomena, ormai sono conosciute da tanto tempo, da tanti turisti. Oggi abbiamo un marchio di qualità riconosciuto, e quindi siamo soddisfatti. Continueremo su questo, quindi molta soddisfazione. Ripeto che va tutta su quanto la comunità ha risposto, su come la comunità ha risposto anche sugli abbandoni dei rifiuti, e poi il nostro mare, il nostro chidro, le nostre riserve, credo che ormai siano conosciute da tanti, e vorremmo che fossero conosciute da tantissimi ancora. Sindaco, l'ultima domanda: secondo lei cosa si può ancora migliorare? Noi abbiamo una viabilità, le infrastrutture sono carenti, lo so. Per cui si parla tanto della regionale 8, che sarebbe la Calzana Vetrana. Adesso finalmente si sta arrivando ad avere anche la progettazione definitiva per questo benedetto progetto, con la provincia sicuramente, almeno siamo certi, perché riusciremo entro l'anno ad appaltare il progetto e l'intervento, e quindi significa che fra qualche anno avremo anche una infrastruttura adeguata ad accogliere i nostri turisti. E poi è chiaro che bisogna continuare a migliorare, nel senso che quel biglietto dell'abbandono di vivere per sé come cittadino e non come comunità, quello ci siamo accorti che va diminuendo, e quindi dobbiamo continuare anche su questo. La mentalità che è quella che il bene comune è di tutti,
e se lo rispettiamo tutti lo rendiamo bello anche per i nostri visitatori. E poi dobbiamo dire e parlare bene noi del nostro territorio. Questo è fondamentale. La comunità deve convincere di avere un territorio che prima di tutto viene ammirato e sostenuto e vissuto bene da se stesso, e poi per farlo vivere bene anche dal turismo. Una comunità che sorride sicuramente è un elemento accogliente importante per chi viene a visitare il nostro territorio.